Amici di Sportisti Ciao, da Salvo Geraci siamo live dal Giovanni Aloisio e Don Carlo Misilmeri Parmonval, giornata numero 10 del girone A di eccellenza siciliana. Russo dietro per Rappa, calcia da fuori, il pallone gira di Salvo, gela avanti sulla super giovane Castelbuono per 1-0 grazie al gol di Prestia, pallone in mezzo, primo palo, traversa. Intanto qui il cross di Rudonia, pallone che scorre, Locasso con il destro, con il diagonale, proprio lui a calciare. La Vardera in mezzo, colpo di testa da parte di Mendola, vola Chimento, si è fatto male Cosentino. Pallone in mezzo, colpo di testa di Ricciulli sul secondo palo. Rappa dalla bandierina in mezzo, colpo di testa di José Torres. Non ce la fa Cosentino, la fasciatura all'occhio gli impedisce di vedere bene, ha chiesto il cambio. La battuta in mezzo di testa, il colpo di Muzzo, ancora la Parmonval. Martinez largo e solissimo, José Torres, calcia in diagonale, è decisiva la deviazione, poi il gol della Parmonval con Lorenzo Russo che approfitta di quel pallone rimasto lì e segna il gol dell'1-0. Lorenzo Russo, il classe 2005. Cross in mezzo di Ricciulli, di testa Gonzalo Sanchez, Sanz allontana, Romano al volo, fuori di poco. Tiro da fuori di Sanz. Mendola fino in fondo, cross basso, Rudonia non la prende, spalla alla porta per Tripoli, cade giù, si rimane lì in area, poi il tiro di Ricciulli, la deviazione di Chimento in angolo, secondo palo ancora, Chimento sotto porta, la deviazione vincente, ha segnato il Misilmeri, andati anche ad abbracciare Davide Locasso. Tripoli, la riprende il Misilmeri, pallone per Gambino, spallata su di lui, Rudonia, scivolata di Gonzalo Sanchez, ma sembrava sul pallone. La Vardera, c'è anche il coccodrillo, la Vardera in porta! Il gol di Ivan La Vardera per il 2-1, che fa così 2 in campionato. Gaston Martinez in mezzo, Rappa cade, c'è l'ammonizione. Simulazione secondo l'arbitro. La Vardera si accentra, Sanz regolare, Tripoli in mezzo per Gambino, il destro! Il gol di Gambino per il 3-1, il gol al debutto con la maglia del Misilmeri. Appena arrivato Salvo Gambino, un po' di spazio, questo finale alla Parmonval, Gonzalo Sanchez in profondità, troppo per Gaston Martinez, ed è ufficiale il 3-1 della Don Carlo Misilmeri sulla Parmonval.